valorizzare le differenze è qualcosa che è veramente nel DNA del mondo cooperativo, sia per la varietà dei servizi e dei settori di cui le cooperative si occupano, che per la varietà e la ricchezza delle persone che lavorano in cooperativa. In particolare mi sento di dire che il punto dove questa cosa, raggiunge la sua massima espressione sono le cooperative sociali, che da un lato si occupano di persone in stato di fragilità e dall'altro si occupano anche di dare lavoro a queste persone. Mi viene in mente un esempio particolarmente felice a cui ho assistito di recente in una cooperativa del nostro territorio, dove è stata inserita una signora sorda e con gravi difficoltà anche sotto il profilo della salute in generale. Questa persona aveva una abilità però molto spiccata, che era quella di saper cucire, tagliare e cucire. E questa cooperativa è riuscita in qualche modo a ritagliare per lei un piccolo settore, a prototipare dei prodotti fatti a mano che adesso sono stati messi nel mercato. Quindi qual è lo sforzo che deve fare un cooperatore? Riuscire a parcellizzare il lavoro, a trovare quel pezzetto dove anche persone in stato di fragilità, chiamiamo così, in una situazione di diversità marcata e complessa, possano esprimere se stessi.